Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta, Marzo Rosa a Portotolle, dal 4 marzo alle 13.03, un sacco di iniziative e siamo qua con Tania Bertaggia al telefono. Voi avete fatto un'iniziativa importantissima, interessante, che è Donne della Pesca, e si sposa benissimo questa idea anche per questo mese. Cosa farete in particolare, Assessore? Per quanto riguarda questa iniziativa che tu hai detto Donne nella pesca, ho voluto ricavare proprio uno spazio dedicato alle donne proprio per la peculiarità che riveste questo settore nel nostro comune. Questa iniziativa, ti dico, è frutto di un progetto che è stato realizzato nell'ambito del FEAMP, che ha visto il coinvolgimento di 5 flag italiani, di cui è stato capofila appunto il flag di Chioggia. Questo tipo di iniziativa ha permesso di discutere, di elaborare, di valutare quello che è il ruolo della donna, ma anche la normativa esistente, le criticità e le necessità di intervento per realizzare una tutela più compiuta delle donne nell'ambito di questa attività. Portotolle rappresenta un unicum nel mondo della pesca, proprio perché le donne hanno una disciplina diversa, è un settore, quello dell'acquacultura, che viene svolto e si esercita in modo completamente diverso da quella che è la pesca nelle altre realtà territoriali, ed ho voluto appunto dedicare uno spazio a questo tipo di iniziativa. In particolare ti dico che gli eventi dedicati sono 2, perché dall'8 marzo verrà posizionata all'interno del municipio una mostra. Invece il giorno 31 di marzo alle ore 18 verrà effettuato il primo tavolo permanente relativo a questo argomento, quindi le donne nella pesca. L'istituzione di un tavolo permanente è emersa proprio nell'ambito dei vari incontri che si sono tenuti per lo svolgimento del progetto, e abbiamo fortemente voluto proprio realizzarlo, tenerlo a Portotolle come primo incontro, perché poi abbia un ulteriore seguito. Quello che ti dico è durante questi incontri, come ho evidenziato, sono emerse delle criticità, e queste criticità comunque devono essere analizzate, affrontate, e devono essere assunte delle iniziative per poter in qualche modo trovare delle soluzioni diverse, e quindi superare quelli che sono gli elementi evidenziati in questi incontri. Quindi il tavolo permanente è realizzato proprio con questa finalità. Ecco, giustamente voi avete inserito queste iniziative in questo mese particolare, il mese di marzo, il mese rosa. In un mondo prettamente maschile come quello della pesca, come ha detto lei, è un'eccezione Portotolle, con le tante donne che fanno questa attività. Qual è il valore aggiunto della donna nel mondo della pesca? Nel contesto di Portotolle parliamo poi di acquacultura, quindi è una pesca che viene svolta in determinati orari, con determinate modalità, in qualche modo conciliabili anche con la vita familiare, e l'apporto della donna sicuramente è estremamente importante, sia in termini numerici ma in termini di apporto anche nell'ambito familiare. Quindi la donna ha la parità rispetto all'uomo nello svolgimento dell'attività.